settimo incontro della serie Da dove veniamo e dove stiamo andando, organizzato dall'Ecoistituto del Veneto e da Ambiente Bene Comune. Il tema di oggi sono due. Il primo tema, quello che tratta il professor Gianni Tamino, biologo, anche europarlamentare, perché su questi temi ha fatto anche interventi a livello europeo, è le energie in questa situazione di crisi, cioè qual è la prospettiva delle energie, da dove veniamo e dove stiamo andando. A te, Gianni. Bene, allora, anche per essere fedeli all'argomento generale che parla di riflessioni dagli anni 50 in poi, io ho deciso di farvi prima una prima parte di carattere geopolitico storico in cui vediamo l'evoluzione del come si è consumato e quali fonti di energia si sono usati dal dopoguerra ai giorni nostri. E poi invece un'altra parte più scientifica, ambientale e energetica in cui andiamo a vedere in particolare cosa sta succedendo in casa nostra dal punto di vista dell'evoluzione dell'energia e le prospettive per garantire un futuro sostenibile. Quindi la prima cosa che voglio fare come cenno storico è ricordare che a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale molte cose sono cambiate, si sono formati due blocchi che già in qualche modo erano prevedibili nel 1944, quando con gli accordi di Bretton Woods negli Stati Uniti si decide il dollaro convertibile in euro. Il che significa che gran parte in oro, l'euro non poteva essere, scusate, non c'era l'euro evidentemente in oro. Il dollaro convertibile in oro significava che praticamente il dollaro era la moneta di scambio per tutte le merci, per tutto quanto. Questo è andato avanti fino al 71, quando almeno questo aspetto è cambiato, ma per quanto riguarda l'energia praticamente non è cambiato niente, perché si sono inseriti i cosiddetti petrodollari, quindi ancora lo scambio dell'energia in generale, del petrolio in particolare, richiedeva uno scambio attraverso la moneta del dollaro. Sempre in quegli anni vengono fatti gli accordi GATT, che vuol dire General Agreement on Trade and Tariff, o Tariff and Trade, non mi ricordo mai qual è il primo T, ma insomma un accordo generale su commercio e tariffe, che porterà più tardi, negli anni 90, a quello che è il processo di globalizzazione e all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma già gli accordi GATT mettevano in luce come far avvenire gli scambi commerciali su scala più o meno planetaria. Nel frattempo in Europa e anche in Italia abbiamo, grazie al piano Marshall, ma anche grazie al patto atlantico, un boom economico che in Italia vedrà proprio negli anni, fine anni 50, primi anni 60, una crescita economica notevole, ma anche un boom demografico, anche perché durante la guerra molti si erano così, non avevano intenzione di fare figli. Cosa succede? Che questo boom economico ha favorito soprattutto un processo per cui l'Italia diventa importante perché ha una fabbrica in Europa importante come la Fiat, ma collegato alla Fiat dobbiamo anche collegare l'evoluzione di un'azienda che, pur non avendo l'Italia grandi quantità di petrolio, decide di investire sia nel trovare petrolio e gas in Italia, ma soprattutto di trovare accordi internazionali nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente con chi di petrolio e di gas ne ha parecchio, ed è l'ENI che grazie a Mattei riesce un po' a rendere questa azienda italiana almeno in parte indipendente dalle cosiddette sette sorelle. Questo fa sì però che ci sia una situazione molto particolare in Italia in cui il boom demografico, il boom economico, la crescita di medie e piccole aziende è collegato però allo sviluppo da una parte della Fiat, dall'altra dell'ENI. Ma cosa significa questo? Più auto, più benzina, più idrocarburi
e Eni e Fiat la fanno da padrona, cioè questo fa capire lo sviluppo che avrà in Italia la logica del petrolio, dei derivati del petrolio. Quindi energeticamente abbiamo una certa autonomia geopolitica, ma non un'autonomia produttiva, perché l'Eni ne ha poca in Italia, ma ha rapporti internazionali tali da garantire che cosa? Il petrolio a basso prezzo. Ma questo petrolio a basso prezzo non riguarda l'Italia, riguarda un po' tutto il mondo occidentale, è talmente a basso prezzo che, fatti i conti, allora costava più l'acqua che il petrolio. Cioè siamo in una situazione assurda che il petrolio è talmente poco costoso che non vale la pena investire in niente, cioè conviene consumare e avere il massimo di utilizzo di questa fonte. Contemporaneamente abbiamo un processo di nazionalizzazione di vari enti energetici che producevano energia elettrica. Nel Veneto avevamo la SADE, se non ricordo male, in altri posti ne avevamo altre. Tutti questi vengono soppressi e riuniti nell'Enel. E quindi abbiamo due grandi realtà, l'Enel e l'Eni dal punto di vista energetico, ma si crea anche un nuovo centro, che è il CNEN, che dovrebbe garantire lo sviluppo dell'energia nucleare in Italia. Fino agli anni 70, come dicevo, il petrolio costa talmente poco che non si fa nessuna programmazione. È dato per scontato che è il petrolio il punto di riferimento. Però negli anni 70 abbiamo due grandi shock energetici, 73 e 79. Io ricordo bene quello del 73, anche ricordo quello del 79, ma quello del 73 è stato per molti versi anche piacevole, perché abbiamo abbandonato le auto, andavamo a piedi, in bicicletta, con le carrozzelle tirate dai cavalli o dei muli, eccetera. È stato anche un periodo interessante, però ha determinato uno shock per la crescita economica del paese. E da quel momento si decide che non si può più andare così senza una programmazione avanti e quindi non si può affidarsi solo sul petrolio, ma bisogna avere un piano energetico nazionale. E nel 74 si scrive il primo piano energetico nazionale. L'obiettivo era duplice, cioè ridurre da una parte la dipendenza dai fornitori del petrolio, quindi potenziare le capacità geopolitiche dell'Eni di approvvigionarsi di petrolio a prezzi ragionevoli, e dall'altra di ridurre la dipendenza dal petrolio a favore di altre fonti, e queste fonti sono da una parte il carbone e dall'altra il nucleare. Questo quindi questo primo piano energetico doveva garantire di coprire il 70% del fabbisogno con centrali nucleari e il resto con centrali a carbone. Ora, e questo perché il carbone rispetto alla crisi petrolifera era diventato di nuovo conveniente. Questo, se fosse passato così, noi saremmo dentro una nuvola di radioattività e di polvere di carbone. Fortunatamente ci fu una forte pressione contraria e a partire dalla seconda metà degli anni 70 iniziano anche in Italia movimenti ambientalisti che incominciano a dire: guardate che questo è del tutto assurdo. Poi oltretutto dove avevamo già delle centrali nucleari che avevano avuto problemi, incidenti, avevano difficoltà di produzione seria, costavano un sacco, quindi c'era una critica anche economica oltre che scientifica e ambientale contro questa enorme ipotesi di un numero esorbitante, una ventina di centrali nucleari, pensate. All'inizio 44, sì, poi ridotte a 20, poi sono ridotte, sapete che alla fine è stato realizzato soltanto Caorso e iniziata la costruzione di Montalto di Castro. Perché? Perché fortunatamente negli anni 80 cresce la protesta. Nel frattempo abbiamo avuto Three Mile Island nel 79 negli Stati Uniti, in Pennsylvania, e Chernobyl in Ucraina nell'86. Avevamo proposto il referendum prima che avvenisse Chernobyl, questo è importante dirlo,
e ovviamente abbiamo poi avuto facilità a raccogliere le firme, e quello è stato il primo referendum che ha bloccato il nucleare. A questo punto, nell'88, dopo il referendum, il nuovo piano energetico nazionale deve togliere il nucleare e mantiene il carbone, ma cerca in gran parte di sostituire l'ipotesi nucleare con il metano. Quindi l'Italia si sposta gradatamente da dipendenza dal petrolio a dipendenza dal metano. Come avevo accennato prima, gli accordi GATT del 44-45 portano negli anni 90 a istituzionalizzare il processo di globalizzazione che si realizza nel 95 con l'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi con le varie riunioni dove c'è una forte contestazione planetaria contro questo processo di globalizzazione che come obiettivo aveva quello di mantenere delle realtà dominanti oltre gli Stati Uniti, per alcuni aspetti anche l'Europa, eccetera, e subordinati gli altri paesi. Però gli accordi GATT e WTO avevano un aspetto che oggi viene messo in discussione, cioè accordi multilaterali. E quindi oggi la globalizzazione è defunta, ma è defunta perché non la vogliono quelli che vogliono imporre non più accordi multilaterali, ma accordi bilaterali, vedi Trump. E quindi è sì venuta meno. Abbiamo fatto manifestazioni enormi su scala planetaria, però se passa da accordi multilaterali a bilaterali non è che abbiamo avuto grandi vittorie, anche perché questo porta inevitabilmente con accordi bilaterali a conflitti che portano, come stiamo vedendo, a guerre. Quindi la globalizzazione energetica ha favorito una crescita economica su scala globale, e questo cosa ha significato? Che abbiamo messo a repentaglio tutto l'ambiente, il clima, proprio perché abbiamo avuto una crescita a partire dagli anni 90 tumultuosa, basata su accordi per cui comunque le fonti energetiche dovevano costare poco, e una grande produzione che ha favorito paesi più industrializzati che poi hanno decentrato in paesi più poveri la realizzazione e creato mercati asimmetrici, iniqui, a favore di chi aveva la possibilità di sfruttare le risorse, ma anche di sfruttare le persone, soprattutto nei paesi del sud del mondo. Arriviamo in questo modo all'alba del XXI secolo. E nel frattempo, come abbiamo visto, l'Italia è diventato uno dei maggiori consumatori e importatori di gas naturale. La produzione energetica nazionale quindi è garantita dal gas naturale che viene importato soprattutto dalla Russia, il 40%, e poi dal Medio Oriente e da altre zone del nord Europa. Questo perché a quel punto, con questi accordi, tutto sommato il gas è a un prezzo buono. Il petrolio, per quanto riguarda i trasporti, è ancora a prezzi del tutto accessibili, e quindi noi viviamo con una situazione che su scala globale è oltre l'80-85% di tutta la produzione energetica dipendente dai fossili, e l'Italia è a quei livelli. In questo secolo si affermano però contemporaneamente anche nuove possibilità come le fonti rinnovabili, e le fonti rinnovabili stanno avendo un certo successo, e soprattutto da parte di paesi come la Cina, che pur investendo ancora nel carbone, investendo ancora nel nucleare, investe molto di più però nel rinnovabile che non in questi due settori. Questo fa sì che i prezzi delle rinnovabili però si abbassino, e quindi diventa conveniente anche in altre parti del pianeta avere questa situazione. Però il nodo è il metano e il petrolio. Il metano per l'Europa, il petrolio su scala globale pensiamo ai trasporti,
e la nuova situazione in cui soprattutto logiche di accordi bilaterali e non più multilaterali creano conflittualità, creano situazioni sempre più di cercare di approvvigionarsi di fonti fossili a scapito di altri. La Cina ha enorme bisogno di energia di qualunque tipo, compreso i fossili, l'America è in grado di estrarre a casa sua petrolio, altre realtà hanno una domanda energetica come tutta l'Europa notevole. Questo sta creando gravi conflitti fino ad arrivare alle crisi gli accordi da multilaterali a bilaterali ha messo una pietra tombale sulla vecchia globalizzazione e ha favorito un processo di conflittualità che è alla luce, anticipatore delle nuove guerre, dove per avere energie, per esempio rinnovabili, ma anche per esempio tutte le tecnologie informatiche, tutte le tecnologie dell'intelligenza artificiale, tutte le nuove tecnologie, servono minerali e bisogna, tipo terre rare e altro, che bisogna andare a prendersele. Un ulteriore problema dei grandi consumi che riguarda questi ultimi 5-10 anni sono i database per l'intelligenza artificiale. Pensate che si è calcolato, questo è un esempio si è calcolato che si arriverà entro il 2030 al 4% della domanda mondiale di elettricità. Ora calcolate che tutta l'Europa ha una domanda inferiore al 10%, quindi vuol dire come mezza Europa solo per i database, molto di più dell'Italia che è a livelli inferiori all'1%. Quindi capite le dimensioni, non è che il 4% può sembrare poco, ma questo, se lo sviluppo continuerà, tant'è vero che su scala planetaria si sta, soprattutto negli Stati Uniti, stanno pensando di autorizzare la produzione di piccole centrali nucleari private per le big tech, per i loro database. E quindi questo fa capire anche perché c'è una domanda, che adesso vedremo, di piccole centrali nucleari anche in Europa e in Italia. Quindi con la guerra che inizia con l'Ucraina, perché ci riguarda più direttamente, non perché non abbiamo avuto guerre precedenti, ma le guerre per le risorse, le guerre col petrolio sono soprattutto in Africa e fuori, diciamo, ma con l'Ucraina ci toccano da vicino e poi con il Medio Oriente e adesso con l'Iran ci toccano ampiamente da vicino. Quindi abbiamo avuto un grande sviluppo di che cosa? Di incentivi anche per le fonti fossili. Allora, spesso si dice che le fonti rinnovabili in Italia sono state incentivate dal denaro pubblico. Questo è sempre meno perché le fonti rinnovabili tendono a diventare autosufficienti anche senza incentivi. Quello che non diventerà mai autosufficiente senza incentivi sono le fonti fossili e il nucleare. Quindi senza incentivi queste tipo di fonti non riescono a essere competitive, per esempio con le rinnovabili. Quindi oggi in Italia e molto di più, ma anche nel resto d'Europa, gli incentivi forniti, tipo detassazioni, ma anche negli Stati Uniti, la detassazione per esempio che ha fatto anche Trump per i petrolieri, le fonti fossili sono molto più aiutate che non le fonti rinnovabili. Ma, come veniva messo in evidenza già un anno fa, il riarmo collegato a questi climi di guerra sta riportando in auge il nucleare. Tant'è vero che anche in Germania, che avevano deciso la chiusura, hanno rinviato la chiusura. In parte perfino la Spagna, che ha puntato quasi tutto sulle rinnovabili, ha deciso di rallentare la chiusura delle centrali nucleari e in Italia abbiamo la proposta di un nuovo nucleare. Questo è solo un esempio degli incentivi, a quanto arrivano gli incentivi per le fonti fossili. La Germania in primo luogo, l'Italia è in mezzo, ma comunque tutti i paesi europei stanno finanziando in maniera notevolissima le fonti fossili, ma anche gli Stati Uniti e anche la Cina,
che ha un enorme bisogno di qualunque fonte energetica e quindi non guarda in faccia niente, che sia nucleare, petrolio, gas o rinnovabili, va bene tutto, altrimenti non reggono la crescita economica che si sono imposti. Ma anche la Russia finanzia per l'estrazione, per altre cose, quindi gli incentivi ai fossili sono veramente enormi. Di fronte a tutto questo, dopo la situazione nuova geopolitica con il blocco dello stretto di Hormuz, che anche oggi non sappiamo se verrà riaperto ed è tutto sotto una situazione di incertezza, rimane il fatto che la dipendenza dalle fonti fossili la paghiamo cara. Noi abbiamo il 45% circa, un po' di più in questo momento, di fonti rinnovabili per l'energia elettrica, ma l'energia elettrica è una quota, un 20% dei consumi. Con l'elettrificazione la porteremo oltre il 20%, ma è sempre una quota. La gran parte dei consumi sono calore e trazione, quindi mezzi di trasporto, i quali ancora vanno in gran parte con fonti fossili. In questo senso, di fronte a questi shock, che dopo quelli del 73-79 oggi siamo a un nuovo shock, non solo petrolifero ma in generale per le fonti fossili, forse dovremmo pensare in modo diverso, avere una politica energetica diversa che qui ho elencato come quello che la stessa Unione Europea aveva indicato, e cioè un forte incremento delle rinnovabili, riduzione delle emissioni di carbonio e di gas serra al 90% e al 2050 decarbonizzazione completa. La Spagna sta andando, è l'unico paese forse in Europa che sta abbastanza andando in questa direzione. Silvestrini, uno dei più importanti esponenti italiani a favore delle fonti rinnovabili, dice che occorre accelerare il processo a favore delle rinnovabili. Devo dire che non condivido del tutto la sua posizione, per cui lui sarebbe per derubricare anche alcuni aspetti di valutazione di impatto ambientale, ecco, che non mi trova d'accordo, ma bisogna spingere molto, ma anche spingere su sistemi di accumulo, e questa è una cosa che vedremo più avanti. Alcuni dati, guardate quel cubo, si vede poco ma ve lo descrivo. Il cubo in giallo è la quantità di energia che ci manda il Sole. Quel piccolo cubo in basso a destra, in rosso, è l'energia che consumiamo noi esseri umani. Quell'energia è più piccola di quella utilizzata da tutti gli organismi viventi a partire dalla cattura da parte delle piante attraverso la fotosintesi dell'energia che il Sole ci manda. Cioè l'energia catturata dalle piante è inferiore all'1%, allo 0,1%, scusate, di tutta l'energia che il Sole ci manda. A noi basterebbe tra un millesimo e un decimillesimo dell'energia solare per coprire tutto il fabbisogno delle attività umane. Mentre invece poi l'energia eolica è quella, il secondo cubo, quello rosa. Invece si fa fatica a vederlo, la disponibilità di fonti energetiche fossili e nucleari è dell'ordine di qualche decennio e si stanno esaurendo, mentre il Sole durerà con questo livello di disponibilità di energia per qualche miliardo di anni. Allora la domanda è: preferiamo raschiare il fondo del barile del petrolio o utilizzare una fonte praticamente per noi come fosse eterna, che ci manda migliaia di volte più energia di quanta ci serve? Non che possiamo usarne tanta, perché occorrono, per usarla servono meccanismi, impianti, servono comunque strutture che hanno impatti e così via, ma parliamo di valori bassissimi. Ecco, questo dovrebbe essere un punto di riferimento. Il petrolio potrebbe esaurirsi nell'arco di 50 anni, l'uranio anche prima, 40 si dice, ai livelli attuali di consumo. Ma se decidessero di aumentare il numero delle centrali si esaurirebbe evidentemente prima. Ma prima di esaurirsi i costi dell'uranio salirebbero. Se adesso il costo dell'uranio non è la voce principale, man mano che si esaurisse
se si esaurisse, diventerebbe una voce importante. Quindi ci troviamo di fronte a una crisi che è energetica, ambientale e climatica, che è sotto gli occhi di tutti. Crisi energetica, ambientale e climatica si collegano a crisi politica, geopolitica, sociale, complessiva. Una crisi di iniquità tra il sud e il nord del mondo, tra l'altro. Questa logica basata sull'uso dell'energia fossile o dell'energia nucleare è una logica lineare, cioè ha un inizio, estrazione delle fonti del materiale da usare per produrre energia, e una fase finale che produce rifiuti e inquinamento. È inevitabile se è lineare. Invece in natura è ciclico. Tutto quello che la pianta produce grazie all'energia solare è qualcosa di organico che attraverso le catene alimentari fa un ciclo e ritorna al punto di partenza. In particolare le piante con l'energia solare sfruttano acqua e CO2 per produrre zuccheri e liberano ossigeno. Con la respirazione prendiamo quell'ossigeno, ossidiamo gli zuccheri, ricaviamo l'energia che ci serve e riproduciamo nell'ambiente CO2 e acqua. È un ciclo. Se non si usa una logica ciclica e non si usa una fonte di energia esterna al sistema, inevitabilmente il processo è lineare, con esaurimento delle risorse da una parte, produzione di rifiuti e inquinamento dall'altra. Questo ce lo insegna la fisica, le banali, cioè non è che si possa andare oltre. E quindi questo dovrebbe essere il sistema che ci interessa. Su scala planetaria noi siamo attualmente a oltre 170.000 terawattora l'anno, va bene, questi valori è difficile dire, che però sono, per capirci, circa lo 0,007% dell'energia che riceviamo dal Sole, quello che vi dicevo prima. Il 17% di questa energia è energia elettrica e in 100 anni però il consumo da parte delle attività umane è aumentato di quasi una quarantina di volte. E se andiamo avanti di questo passo, con la logica bellica e di grandi consumi per l'intelligenza artificiale, stiamo andando rapidamente in crescita, cosa che invece negli ultimi decenni si era un po' bloccato, non avevamo più avuto crescite di consumi di energia di questa tendenza, di questo livello. Le fonti primarie sono ancora in gran parte fossili, petrolio, carbone e gas naturale, che danno più dell'80%. Il nucleare è poca cosa, 4%, le fonti rinnovabili sono in crescita come tendenza e raggiungono su scala globale, parliamo di energia complessiva, il 15%. Chiarisco subito, quando parliamo di energia, una cosa è l'energia consumata globalmente per produrre energia elettrica, per trazione, cioè mezzi di trasporto, per calore, riscaldamento, per calore a livello di industrie, per tutte le attività industriali anche che si possono ottenere o con l'energia elettrica o con l'energia termica. Quindi l'insieme di tutta la domanda di energia è una cosa, l'energia elettrica è una parte e le fonti rinnovabili oggi servono soprattutto per produrre energia elettrica, il che richiederebbe un processo graduale di maggiore elettrificazione, cioè tendenzialmente usare più energia elettrica ma solo se derivata da fonte rinnovabile, perché se è derivata da fonti fossili cadiamo dalla padella alla brace. Questo perché? Perché tutte le combustioni e quindi l'uso di fonti fossili ma anche l'uso di biomasse, bruciando producono quello che oggi è l'inquinamento dell'aria, quindi poiché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, bruciando qualcosa io produco, pensate, bruciando soltanto una sigaretta si producono più di 1000 composti chimici differenti, bruciando materiale eterogeneo se ne formano migliaia, perché ogni composto che si forma dalla combustione reagisce con i nuovi composti che si formano e i nuovi composti reagiscono fra di loro e così via, quindi abbiamo una situazione complessissima, caotica, per cui si formano migliaia di diversi composti che vanno da idrocarburi policiclici aromatici, diossine, PCB, ma metalli pesanti e quant'altro. Questo determina quella situazione per cui oggi
non si muore più di malattie infettive, ma si muore di malattie soprattutto dovute a fattori che agiscono su tempi medio-lunghi, e quindi sono malattie che si caratterizzano per essere croniche, quindi cronico-degenerative, come le malattie, come i tumori, come alcune malattie cardiocircolatorie e così via, che sono in buona parte dovute a questo aumento dell'inquinamento dell'aria, ma anche dell'ambiente nel suo insieme. Le combustioni sono i principali fattori di inquinamento dell'aria e anche dei cambiamenti climatici, perché si formano grandi quantità di CO2 che insieme con il metano che si libera nell'estrazione degli idrocarburi e in processi a livello anche agricolo di processi di fermentazione, sono le principali cause, poi ci sono anche gli ossidi d'azoto, che determinano i cambiamenti climatici. Si vede poco, comunque ve lo dico io. Consumi mondiali di energia, siamo a una situazione, questo si vede nel tempo abbiamo avuto una diminuzione significativa, ma non enorme, delle fonti fossili, abbiamo avuto una crescita fino agli anni 90, fine del secolo scorso, del nucleare, e un calo a partire dal 2000 del nucleare, e invece una crescita delle fonti rinnovabili. Se guardiamo la stessa cosa su scala europea, abbiamo una situazione ancora più rilevante. Sono diminuiti di più il peso delle fonti fossili, il nucleare è un po' più rilevante per effetto della Francia, ma sono cresciuti ancora di più, invece che su scala globale, le fonti rinnovabili. Sono proprio le fonti rinnovabili a livello di questi ultimi anni, 23, 24, 25, quelle che sono cresciute di più su scala globale. Però chiariamo subito, il vero boom non l'ha fatto l'Europa, l'ha fatto la Cina. Quindi la Cina è quella che sta, lo vedremo, costruendo più centrali nucleari di tutto il mondo messo insieme, ma spende molto di più e sta producendo molto di più in fonti rinnovabili di quanto non sia nel nucleare, e ciò nonostante non abbandona il carbone. Cioè, adesso però, comunque sono dunque in termini di crescita, non in termini assoluti. Comunque abbiamo, adesso lo vedremo, una cinquantina di centrali nucleari in ipotesi di costruzione e un investimento dell'ordine di una decina di volte maggiore per le fonti rinnovabili. Quindi, per avere un'idea. Questo, vedete, il verde è la crescita delle fonti rinnovabili rispetto all'azzurro, che invece sono le non rinnovabili. Le non rinnovabili sono in calo e le rinnovabili in netta crescita, ma questa è la crescita anno dopo anno. Ciò non toglie che ancora oggi come consumo rimane prevalente, nettamente prevalente, la fonte fossile. Qui invece abbiamo l'energia elettrica nel mondo, in rosso consumi di fonti fossili, in verde le fonti rinnovabili e in viola il nucleare. Vedete, il nucleare non cresce, crescono moltissimo le rinnovabili, ma non cala, anzi cresce ancora l'uso delle fossili. In basso invece abbiamo una situazione con le stesse tipi di fonti per quanto riguarda l'Europa, cioè vedete le rinnovabili sono cresciute al punto da superare addirittura il fossile, che è in calo, e il nucleare è in calo, anche se in Europa era su scala rispetto al resto del pianeta più elevato. Quindi la produzione, va ricordato che la produzione europea è meno di 1/10 di quella mondiale e quella italiana è meno di 1/100 di quella mondiale. Ecco perché il 4% per solo l'intelligenza artificiale è una quantità spaventosa. Allora, energia elettrica in Italia, quindi un quadro mondiale, europeo, energia elettrica in Italia. Energia elettrica in Italia, da una parte distinguiamo quello che è la produzione, i consumi e la potenza installata. Questo vale anche al resto del mondo. Prima abbiamo visto solo la produzione.
La differenza qual è? Che per avere quella produzione io devo avere una potenza installata in grado di produrre più di quanto mi serve. È ovvio, non posso averne di meno ma neanche uguale, perché periodicamente le centrali saranno ferme, saranno in manutenzione, hanno crisi, una fonte è più difficile di un'altra, quindi devo averne di più. Bene, noi in Italia abbiamo una potenza installata che è dell'ordine di più del doppio di quello che è la domanda minima necessaria, che è 60 gigawatt. Ora, soltanto le attuali centrali termoelettriche sono arrivate a 64 gigawatt, quindi siamo solo per le termoelettriche sopra questo valore di 60. Il totale installato è 118, quindi il doppio, e quello che manca oggi è stato in gran parte ottenuto attraverso pochissimo carbone, che dovrebbe essere già stato chiuso, ma come sapete il governo, siccome siamo in situazione bellica, non si chiude più il carbone, e escluso quella parte di carbone è essenzialmente rinnovabili. Quindi il problema non è che ci mancano centrali e potenza installata nelle centrali, il problema è come, e non ci mancano neanche le fonti rinnovabili, il problema è come sostituire le fonti fossili con le fonti rinnovabili e non continuare a costruire le une e le altre, o costruire le fonti rinnovabili e non chiudere quelle fossili. È chiaro, non posso chiudere tutte le fossili fino a che almeno non ho fatto adeguati impianti di accumulo dell'energia rinnovabile, che non è costante. Il vento non è costante, il sole ha un suo andamento, quindi io devo avere un sistema di accumulo per pareggiare questi sbalzi. Finché non c'è quello, si coprono gli sbalzi con livelli di produzione termica. Però ancora peggio pensare, come adesso vedremo viene proposto, di usare come sistema di eliminazione di questi sbalzi con il nucleare. La Francia, che ha il nucleare, d'estate svende la sua energia perché non può chiudere più di non può abbassare più di tanto la produzione, quindi noi per esempio d'estate compriamo l'energia che la Francia svende. Ma d'inverno la Francia, che ha impostato il riscaldamento su base elettrica e l'elettricità la produce con le fonti col nucleare soprattutto, non è sufficiente, e siamo noi che gli vendiamo, insieme alla Germania e ad altri paesi, energia elettrica per coprire i picchi. Quindi ecco cosa succede. Allora a noi non dovrebbe interessare meno sia comprare che vendere, avere un sistema di stabilità, ma questa stabilità con fonti rinnovabili, chiudendo fonti fossili e creando sistemi di accumulo. Attualmente escluse le importazioni, quindi quel nucleare, quell'energia che prendiamo dalla Francia o dalla Svizzera, escluse le importazioni, le fonti rinnovabili nel 2024 hanno coperto quasi la metà di tutto il fabbisogno di energia elettrica, il 49%. Comunque anche nell'anno precedente eravamo al 46%, quindi siamo lì. Naturalmente se aggiungo il 10% di importazioni, questo si abbassa. Diciamo che è un 40%. Oltre il 40%, sì, siamo oltre il 40%. Con sistemi di accumulo saremo in autonomia? Potremmo essere, adesso lo vedremo. Però prima di vedere i sistemi di accumulo, vediamo cosa propone il governo. Cioè, di fronte alla crisi, di fronte ai conflitti, di fronte alle difficoltà geopolitiche, la proposta del governo è il nucleare. Repubblica, 23 gennaio del 25, il ritorno del nucleare in Italia, Palazzo Chigi, un disegno di legge che avvia la procedura. La procedura è stata avviata e a gennaio di quest'anno ci sono state le prime audizioni alla Camera, tra cui per esempio l'audizione del premio Nobel Parisi, che ha chiarito l'assurdità del nucleare, ma non ha nessuno messo in evidenza che abbiamo un premio Nobel dice che è una fesseria, ma il premio Nobel va bene come prestigio, ma se non dice le cose che vanno bene al governo bisogna ignorarlo. È un omonimo. Sì. Allora, cosa dice questo disegno di legge? Che entro 2 anni ci saranno decreti legislativi, entro 2 anni dall'approvazione,
adesso siamo nella fase di discussione, però se lo approvano entro 2 anni dovrebbero avviare i decreti legislativi in materia di nucleare sostenibile. Notate i termini, nucleare sostenibile è una contraddizione in termini. E si dice, siccome noi diciamo che questo nucleare è sostenibile, non valgono più i 2 referendum, perché i 2 referendum riguardavano il nucleare insostenibile, ma noi proponiamo quello sostenibile, quindi non vale più. Come se Chernobyl e Fukushima fossero qualcosa che... E loro dicono perché il nucleare che noi proponiamo non è quello di Chernobyl o di Fukushima, noi proponiamo la 3ª generazione avanzata, anzi meglio la 4ª, e poi i piccoli reattori. E quindi, conclusione scritta, adesso ve la leggo, è giuridicamente legittimo intervenire sulla materia senza alcun rischio che i precedenti referendari possano costituire un ostacolo normativo. Ovviamente noi faremo di tutto per dimostrargli che non è vero, però ecco, questa è la base su cui si... Scelte fondamentali del decreto. Netta cesura con gli impianti del passato, disciplina organica del ciclo di vita del nucleare, aiuti e dialogo con i gestori della rete, adeguate garanzie finanziarie, un piano nazionale per gestire il nucleare, ma soprattutto un'autorità indipendente e puntare su piccoli reattori modulari. Brevemente, adesso ve la faccio perché queste sono cose note, ma qual è la situazione del nucleare nel mondo? Abbiamo visto che incide per il 4%. Perché incide per il 4%? Perché l'ipotesi del passato, atomi per la pace, che si era detto quindi non il nucleare bellico, ma il nucleare civile che darà sviluppo alla pace, eccetera, non esiste. Il nucleare è strettamente intrecciato militare e civile. E solo dove c'è quello militare diventa conveniente anche quello civile come ricaduta. Guarda caso, Francia, Russia, Stati Uniti, Cina. Dove sono in maggior quantità di reattori esistenti? Stati Uniti, Francia, Cina, Russia. Poi c'era il Giappone, ma il Giappone è cominciato a ridiscutere. Quanti reattori sono presenti nel mondo? Più di 400. Però in questo momento l'età media di questi reattori è più di 32 anni. Entro l'età di 40 anni bisogna pensare di chiuderli e se volessimo sostituirli ci vorrebbero tempi lunghissimi per mantenere quel 4%, non per andare oltre. E lì vedete quella curva in rosso mostra la costruzione di centrali, vedete si va avanti con il rosso fino a un certo punto, poi intorno al 2010 si cala, c'è una ripresa ma non si ritorna al punto di prima e tenendo conto di quante ne dovremmo chiudere è impossibile che non ci sia un continuo calo. Quindi infatti vedete quante sono in costruzione, salvo la Cina e l'India, ma ripeto la Cina costruisce tutto ed è una piccola quota quello che investe sul nucleare rispetto a quello che investe sulle rinnovabili. L'India cerca di utilizzare le tecnologie cinesi eccetera, la Russia lo fa per motivi militari e tenete presente che in Russia c'è anche come in Francia e in Stati Uniti l'uso dell'energia nucleare per il militare, non come bombe ma come trazione, portaerei, navi, sottomarini, ecco, quindi bene. La cosiddetta 3ª generazione superiore è stata realizzata fino adesso soltanto in Finlandia e Francia con una tecnologia elaborata dalla Francia. Quindi vedete, adesso andiamo avanti. E Germania sono messi insieme fra i... Sì, però in Germania non si fa. E la Germania con la Siemens. Sì, ma la Germania non sta costruendo, eccetera, non ha deciso di costruire. E fino adesso i nuovi reattori sono stati uno negli Stati Uniti, un APR, che ha impiegato 23 anni per entrare in funzione, che ha richiesto un costo enorme rispetto a quello che si era pensato all'inizio e negli Stati Uniti, ipotizzando per mantenere in pareggio l'energia nucleare esistente, calcolando che nei prossimi 27 anni più di 270 centrali dovranno essere chiuse, bisognerebbe avere la possibilità di costruire nell'arco dei prossimi 20-30 anni più di 200 centrali nucleari di nuova generazione.
hanno impiegato 23 anni per costruirne una, quindi mi pare un po' difficile. Ma non c'è solo questo, il nucleare ha dei grossi problemi con l'età, perché vi sono problemi di corrosione dei contenitori e quindi manutenzione eccetera. C'è un altro problema, i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici stanno mettendo in discussione la produzione energetica sia termoelettrica da fossili sia termonucleare. Perché? Perché sia la termoelettrica da fossili sia la termonucleare ha bisogno di enormi quantità di acqua e di raffreddamento. Avete presente le torri di raffreddamento? Con la siccità che abbiamo avuto noi in Italia, il Po in secca, abbiamo dovuto chiudere le centrali termoelettriche lungo l'asta del Po, e in Francia hanno dovuto bloccare centrali nucleari che non avevano più acqua a sufficienza. Quindi abbiamo, per esempio, dal 2010 al 2022 vi è stato un calo di energia elettrica pari a 129 terawattora, 129 miliardi di kilowattora per capirci, dovute in gran parte alla siccità, poi alle corrosioni e al processo di invecchiamento, per cui dopo 40 anni non si può pensare che funzioni. Ecco perché ormai il nucleare viene considerato un qualcosa di superato. La Francia a Flamanville ha impiegato un'enormità per realizzare un impianto che è entrato in funzione l'anno scorso con 12 anni di ritardo, costo salito a 23,7 miliardi e praticamente sono stati messi in discussione la realizzazione di altre centrali. E l'EPR è la terza generazione plus, cioè quella che vuole l'attuale governo, ma non la quarta, che non esiste. Olkiluoto in Finlandia, stesso tipo di EPR, 1,6 gigawatt, 14 anni di ritardo, costi saliti di 5-6 volte rispetto ai valori di partenza. Cioè parliamo di qualcosa come 14 miliardi per una centrale. Il ciclo dell'uranio non è un ciclo neutro, cioè ha impatti notevolissimi ambientali, ma anche in termini di cambiamenti climatici, perché l'energia che si usa è quella fossile in gran parte per tutte le attività. E comunque l'uranio ha un periodo di produzione a costi convenienti di non più di 40-50 anni, gli ho messo addirittura 30-40, ma a consumi attuali. Se dovessimo aumentare i consumi diventa molto improbabile. Inoltre l'uranio è prodotto da pochi paesi e in particolare sono Australia, Kazakistan, Canada, Russia, Sudafrica, Niger, Namibia, Ucraina. Ora, Russia e Ucraina, uno dei motivi della guerra è anche l'uranio, le terre rare e tutto il resto, oltre ad altri fattori. Quindi, e l'uranio in questo momento però non è nelle mani di dove ci sono le miniere, ma è nelle mani di poche aziende, una russa ovviamente, altre occidentali, altre che sono quelle che si sono accaparate l'uranio e lo trasformano in uranio fissile, perché la miniera di uranio mi dà uranio 238 con una certa quantità di uranio 235 che devo portare almeno a una percentuale del 5, 4, 5, 6% perché sia utilizzabile nelle centrali. Per livelli militari devo arrivare invece al 90%, ma anche per esempio per le centrali di piccole dimensioni, i famosi sistema modulare di piccole dimensioni, richiede un arricchimento fino al 10% per avere efficienza. E chi è che ha in mano? Una struttura che è analoga alle 7 sorelle che controllano il mercato dell'uranio, quindi saremo comunque dipendenti da altri perché non abbiamo assolutamente uranio. In più ci sono costi enormi di decommissioning, cioè tutte le centrali raggiunte alla fine età devono essere smantellate. Il costo è dell'ordine di almeno un quinto, se non di più, del costo di costruzione, quindi costi enormi. Già solo in Italia per smantellare quelle che abbiamo e che abbiamo usato praticamente inutilmente avremo già speso miliardi e dovremo spendere almeno tra i 7 e i 10 miliardi per portarli a smantellamento. L'impianto smantellato veramente, gli impianti sono pochi. Uno per esempio è stato smantellato nel Maine, quindi negli Stati Uniti, ed è costato di piccole dimensioni, sotto i 1000 megawatt, è costato $500 milioni.
ma per smantellare tutte quelle francesi si parla di 75, forse 100 miliardi di euro per lo smantellamento. Ci sono esempi fatti in Svizzera, fatti in Francia, siamo sempre sull'ordine tra il mezzo miliardo e il miliardo per impianto. In Italia, dicevo appunto, ne abbiamo Trino, Latina, Garigliano, Corso, si è cercato solo per il Garigliano, si è già speso un sacco di soldi, ma abbiamo un problema, che non sappiamo dove mettere le scorie, perché non abbiamo un impianto delle scorie. Ma in realtà un impianto delle scorie non ce l'ha quasi nessuno, perché anche negli Stati Uniti, dove avevano previsto a Yucca Mountain di farlo, hanno deciso di abbandonarlo perché il costo è talmente elevato che non vale la pena, e quindi si continua a lasciare il nucleare all'interno delle centrali anche chiuse, come facciamo in Italia. In Germania hanno tentato di farlo, hanno messo queste scorie in centrali, in miniere di salgemma, ma le miniere di salgemma non sono stabili come si pensava. Lì forse si riesce a vedere come i contenitori si siano caduti giù, alcuni rotti, adesso devono riprenderli tutti e spostarli da un'altra parte. L'unico impianto serio fino adesso di smaltimento delle scorie è quello che riguarda Olkiluoto in Finlandia, dove si è costruita anche la nuova centrale e dove c'erano già altre centrali nucleari, quindi abbiamo un'isola che è solo nucleare e lì mettono anche le scorie. È fatto con criteri abbastanza interessanti, però salvo quell'esempio che non è ancora in funzione, non ne abbiamo altri nel mondo. In Italia assolutamente no, nonostante in nero sono le città, le località dove abbiamo impianti nucleari, che sono ben di più delle 4 centrali. Perché? Perché abbiamo tutte quelle sperimentali, dalla Casaccia nella zona di Alessandria alla zona di Matera, dove abbiamo tutta una serie di impianti che sono stati realizzati, per non parlare di tutte le strutture universitarie, le strutture ospedaliere, dove comunque si usa materiale radioattivo. Bene, C'è Marghera, no? c'è Padova abbiamo l'INFM, c'è un piccolo reattore sperimentale. No, Marghera non c'entra al momento. Futuro vedremo che anche Marghera c'entra, adesso lo vediamo tra un attimo. E quindi in Italia abbiamo l'impossibilità di sapere dove mettere questo materiale. Tenete presente che adesso arriverà tutto il materiale radioattivo che abbiamo mandato in Inghilterra e in Francia per il recupero di materiale fissile, e ci torneranno delle scorie che hanno durata di radioattività per migliaia e migliaia di anni senza avere un posto dove metterle. E con questo però il governo vuole costruire che cosa? Adesso lo vedremo. Il governo ci propone di costruire impianti di medio-piccola dimensione. Tenete presente che gli impatti, qualunque sia il sistema nucleare, sono anzitutto la grande domanda di acqua, lo dicevo prima. Secondo, dalla miniera all'arricchimento, all'utilizzo, alle scorie, al luogo dove metterò questo materiale, io ho liberazione di radionuclidi, alcuni molto pericolosi che durano decenni, alcuni molto pericolosi che durano migliaia di anni. Credo che sia ben noto, insomma, adesso no. E il problema è che sono più pericolose le piccole dosi ripetute nel tempo che non una grande dose tutta in un colpo. Perché? Perché una grande dose tutta in un colpo fa morire le cellule, ma se non fa morire il corpo, quelle si riformano. Le piccole dosi ripetute nel tempo invece sono un accumulo di danni all'interno delle cellule, delle proteine enzimatiche e soprattutto del DNA, che rimarranno per lungo tempo e daranno origine non solo a tumori ma a tutta una serie di malattie, e in alcuni casi queste verranno trasmesse alle generazioni future. Ecco perché è più pericoloso le piccole quantità prolungate nel tempo. Eccole qui. Anche senza incidenti, sappiamo benissimo, Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima, li ho citati prima, non vi porto tutti i dati dei morti perché sono abbastanza ben noti. Invece vi porto questo dato, e cioè attorno alle centrali nucleari, anche a distanza di 10, 20, 30 km dalla centrale nucleare, il numero di casi, soprattutto di leucemie infantili, è significativamente più alto che in altre zone. Questo è stato visto sia negli Stati Uniti sia in Germania. Vi riporto questo dato: in Germania tumori infantili nelle vicinanze di impianti nucleari
rilevato un incremento di 1,6 volte di tumori solidi e 2,2 volte delle leucemie in bambini di età inferiore a 5 anni, capite? Bambini di meno di 5 anni. Cioè io credo che questo sia una cosa terribile, però non viene mai pubblicizzato. Il governo scellerato. Allora, cosa propone il governo? Un nuovo nucleare, quarta generazione. La quarta generazione non esiste, l'ha ribadito Parisi in commissione quando è stato ascoltato, oppure propone la fusione nucleare, ma la fusione nucleare, se va bene, io credo che non verrà mai realizzata, ma non prima di 50 anni. Comunque tenete presente che dagli anni 70 che si dice non prima di 50 anni, passano gli anni e sempre sono nei prossimi 50 anni. Io credo che bisognerebbe rifletterci su questo. Quindi non c'è nessuna nuova generazione, quarta, Parisi insegna, comunque anche realizzando la terza generazione, quella esistente, non prima, abbiamo visto che ci vogliono più di 20 anni per realizzare una centrale di grandi dimensioni, vorrebbe dire arrivare a oltre 50, però il governo dice no, ma noi non facciamo le grandi centrali, facciamo le piccole, andiamo a vedere le piccole centrali. Piccole centrali invece che essere dai 1000 megawatt in su sono sotto i 300 o sotto i 20 o intorno ai 20 megawatt. 20 megawatt, per capirci, sono quelle trasportabili con un camion a rimorchio, che sono quelle che troviamo nelle navi, nei sottomarini e nei portaerei. La Francia, la Russia, l'America le hanno. E quindi Gilberto Pichetto Fratin dice quelli modulari. Bene, allora ragioniamo un attimo. Per avere il 10% della domanda servirebbero o 7 megacentrali da 1000 megawatt. Non siamo mai riusciti a realizzarne uno perché giustamente la gente protestava. Adesso si pensa di poterne realizzare 7. Ma se invece che da 1000 megawatt fossero da 100, quindi piccoli reattori modulari, ne servirebbero 70. Ma immaginate di trovare in Italia 70 posti dove mettere le centrali nucleari. Ma dicono no, ma noi vogliamo ancora più piccoli i microreattori, quelli da 20 megawatt. Beh, allora servirebbero 350 siti. 350 siti vorrebbe dire che tutta l'Italia è a rischio nucleare. L'unico posto dove si è tentato di fare un reattore modulare negli Stati Uniti, che era stato autorizzato, i costi sono aumentati da 3 a 10 volte e il progetto è stato abbandonato perché non conveniente economicamente. Ma pochi sanno che nel bilancio della difesa c'è la realizzazione di una portaerei nucleare da parte dell'Italia, e per fare una portaerei nucleare bisogna avere questi reattori, piccoli reattori nucleari, perché se non li abbiamo come facciamo a metterli in una portaerei? E nessuno ha denunciato il fatto che nel bilancio eccolo qui, conferma sul progetto della Marina in costruzione di portaerei di ultima generazione a propulsione nucleare per ampliare la portata strategica delle forze armate. Cioè, questo è ufficiale. Ma qual è lo stato dell'energia nucleare? Leggiamo le conclusioni del World Nuclear Industry Status, il rapporto del 25, che dice: l'energia atomica resta un settore ad alta intensità di capitali, tempi lunghi e rischi politici, mentre l'urgenza climatica richiede soluzioni rapide, sicure e diffuse. Solare, eolico, sistemi di accumulo si affermano così come i veri pilastri del nuovo sistema energetico. Poi parlavamo di Marghera, ecco, a voi avete un bel illustre vostro rappresentante dal nome Renato Cornetta che dice ma c'è meglio, li mettiamo a Marghera. Lo sapevate, spero, lo solo per ricordarlo. Però c'è anche l'altra ipotesi: investiamo tanti soldi per la fusione, come vi dicevo, ogni volta si dice entro 50 anni, cosa ce ne facciamo fra 50 anni se l'urgenza è adesso? E soprattutto ci sono due possibilità di avere la fusione nucleare. Ricordo che mentre la fissione vuol dire che si spaccano atomi grandi e si libera energia dalla rottura di atomi grandi in più piccoli, la fusione... Il passaggio Carvalho, quindi legata al passaggio Carvalho di fronte, la bicicletta fosse nostra, non lo so. È già lì fuori? Allora, la fusione invece è mettere insieme piccoli nuclei di idrogeno e fondendo si libera una quantità di energia enormemente maggiore che dalla fusione. Però ci vogliono pressioni e temperature come quelle che abbiamo sul Sole.
Quindi per fare la fusione dobbiamo fare il Sole in miniatura. Dall'uomo azzurra. Ecco, allora ci sono due metodi per realizzare la fusione, lo dico perché mi serve dopo per la cosa successiva, siamo alla fine. Il metodo inerziale consiste nel premere una pallina che comprende questi atomi di idrogeno e suoi isotopi deuterio e trizio e premerli e riscaldarli con un sistema tipo laser di però materiale corpuscolato. In questo caso si raggiungono temperature e pressioni spaventose. L'altro è il confinamento magnetico, cioè con un sistema magnetico che è quello che è più diffuso, che abbiamo anche a Padova, per esempio, per capirci, ecco perché si parlava di Padova, dove si sta studiando da decenni e decenni, ma al massimo si ottiene qualche secondo non di produzione di energia, di raggiungere la condizione di partenza per avviare una fusione che però non si riesce a mantenere. Quindi figuratevi la situazione. Ma perché è importante il confinamento inerziale? Perché il confinamento inerziale è fondamentale non tanto per realizzare una centrale per produrre energia, quanto gli studi di raggiungere un livello minimo di produzione di fusione inerziale per fare la bomba atomica perfetta. Perché attualmente la bomba atomica H, a idrogeno, quindi a fusione, richiede un innesco a fissione ed è quello che determina tutto il problema in termini ambientali e sanitari. Se noi riuscissimo, però noi no, ma se qualcuno riuscisse a attivare la bomba a fusione con un innesco a fusione, qual sarebbe il risultato? Che per un raggio larghissimo tutto ciò che è vivente morirebbe e tutte le strutture rimarrebbero intatte e quindi il giorno dopo si può occupare il posto lasciato libero dagli organismi viventi preesistenti e colonizzarlo. Io credo che questo sia una delle cose più terribili immaginate dalla mente umana, però... Per fortuna che non c'è il trizio abbastanza. Sì, esatto, però l'obiettivo è questo, però per l'innesco è quello su cui puntano, ma lo diceva nel 49 Oppenheimer, è questo, non è di oggi. Vabbè, quindi la fusione non risolve i problemi, noi dobbiamo andare, e concludo, ovviamente sulle fonti rinnovabili che non sono soltanto il solare, anche se ricordo che è inutile parlare di fusione quando noi abbiamo la miglior fusione possibile, che è il Sole, gratis, e ce ne basta quella piccolissima quantità di cui vi parlavo prima. In termini di costi, il costo dell'energia da rinnovabili, in particolare del solare, è enormemente più bassa di tutte le altre fonti. Lo si vede in quella curva lì, in quel diagramma lì, ma lo si vede, lo vedremo anche dopo. Quindi alternative, però non sono solo il fotovoltaico. Chiarisco una cosa: è sbagliato pensare di sostituire l'attuale consumo energetico e l'attuale logica di grandi produzioni energetiche con le fonti rinnovabili. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo deve essere ridurre i consumi, attuare il massimo risparmio, il massimo di efficienza e solo allora attuare una politica di impianti di fonti sostenibili oltre che rinnovabili di piccole dimensioni gestite dal basso. Questo deve essere l'obiettivo. Una volta pensato questo, ha senso le fonti rinnovabili. E le fonti rinnovabili non sono solo ovviamente il fotovoltaico, c'è anche il collettore solare termico, ci sono le pompe di calore che usando l'energia elettrica permettono di risparmiare molto, i pannelli solari di nuova generazione sono riciclabili, questo è importante perché altrimenti non sarebbe sostenibile, si può usare anche le pale eoliche, ma sia per il solare fotovoltaico sia per le pale eoliche comunque non è da accettare passivamente, lo dicevamo, rispetto a quello che propone per esempio Silvestri oppure Legambiente. Bisogna valutare attentamente dimensioni, luogo e possibili impatti. L'agro-fotovoltaico a mio avviso non ha nessun senso perché abbiamo a disposizione talmente tanti spazi migliori e decentrati, mentre ancora una volta si tende a cercare il grande impianto
controllato da pochi, perché la logica è quella di farci arrivare energia attraverso i cavi a noi e di essere noi semplici terminali passivi, quindi dei sudditi di un processo produttivo e non protagonisti del processo produttivo. Anche il mini idroelettrico, non certo in grandi invasi o le grandi dighe, ma oggi si può mettere piccoli impianti all'interno di acquedotti, fognature, vecchi mulini, cioè piccoli sbalzi, dove però bisogna valutare sempre attentamente l'impatto, perché se io altero gli equilibri ecologici e del livello delle acque eccetera, può essere pericoloso. Ci sono altre fonti come la geotermia, ma soprattutto a livello termico, perché a livello elettrico abbiamo visto avere grossi problemi, maree, correnti marine, moto-ondoro, tutto si può usare, ma sempre nell'ottica di valutare dimensioni, luogo, impatti e conseguenze. L'efficienza energetica degli edifici insieme con impianti come pompe di calore è il miglior modo per risparmiare enormemente a livello di consumi dell'edilizia. Ora, l'efficientamento mi può ridurre fino a spendere meno della metà di energia attuale, con le pompe di calore un ulteriore 15% in meno, ma se l'energia delle pompe di calore è rinnovabile, cioè da fotovoltaico e eolico, arrivo a risparmiare un valore che è il 50% in più oltre a quel 59%, quindi arrivo a un 70%. E l'efficientamento più pompe di calore più fonti rinnovabili mi raggiunge valori quasi del 90% di risparmio complessivo. Quindi vedete che è possibile ragionare in termini alternativi. Naturalmente però uno dei fattori fondamentali è l'accumulo. L'accumulo si può fare come si fa in modo tradizionale, cioè utilizzando gli attuali bacini, che devono diventare bacini di pompaggio là dove non sono, cioè praticamente quando ho energia in eccesso con l'energia butto l'acqua in alto nel bacino, quando ho bisogno di energia la faccio scendere. Questo è già adesso ampiamente diffuso. L'altra ipotesi sono le batterie, però io sono contrario all'uso delle batterie attuali, penso che si dovrebbe usare batterie oltre che a ioni di litio soprattutto al sodio, perché saranno più grandi di dimensioni, ma in termini di impatto ambientale enormemente meno impattanti. La Cina ha già costruito il primo impianto di produzione su larga scala di batterie al sodio, dovremmo anche in Italia, in Europa, andare in questa direzione. Allora sì che diventa conveniente l'accumulo. Un terzo tipo di accumulo è quello di usare l'idrogeno, ma solo se questo idrogeno l'ho ottenuto da fonti rinnovabili, cioè ho un eccesso di energia, dall'acqua produco idrogeno, dall'idrogeno riproduco acqua, ho una perdita di energia inevitabile, ma recupero una quota che mi serve per coprire eventuali livelli. Qua ancora una volta una questione di costi, vedete in rosso quelli più bassi in alto e sotto invece sono i costi del nucleare e del petrolio il primo, quindi quelli più lunghi sono fossili e nucleare, a confronto con quelli in rosso che in alto che riguarda il solare con un accumulo e sotto eolico con un accumulo. Come vedete è evidente che è molto più conveniente l'uso di fonti fossili. Prima della guerra in Iran e prima della situazione geopolitica attuale era conveniente economicamente anche l'uso del gas. Oggi con il prezzo che è arrivato è assolutamente non conveniente. Ma questo cosa comporta? Che attualmente il costo dell'energia non dipende dal costo reale, ma quando parliamo di il costo complessivo lo si misura con quello che costa di più, che in questo caso è il gas. Quindi il costo finale all'utente, anche se prodotto con una miscela, si fa pagare al livello del costo del gas. Quindi con la situazione geopolitica attuale, anche se usassimo molto rinnovabili, se accettiamo questa logica si pagherebbe ancora. Bisogna rompere questa logica. Per rompere questa logica bisogna aumentare la produzione autonoma e poi bisognerà anche rifiutare l'ipotesi che l'energia dipende dal costo più alto. Questo è già stato fatto in parte dalla Spagna, adesso lo vedremo. Comunque serve quindi un modello decentrato
e non accentrato come quello di piccole produzioni locali. In questo senso vale moltissimo la logica delle comunità energetiche rinnovabili e sostenibili, e però oggi abbiamo ancora sistemi burocratici che rendono molto complicato realizzarle. Bisogna chiedere la riduzione della burocrazia e facilitare queste ipotesi, perché questo più accumulo è veramente il futuro. Scusatemi, ho saltato una. Ecco qua l'esempio della Spagna. Dicevo prima, la Spagna è l'unica che ha cambiato le cose. Infatti la Spagna, spuntando molto sulle rinnovabili, che attualmente sono complessivamente più del 60%, sul 65%, e questo lo scriveva Repubblica il 20 marzo di quest'anno, la Spagna si presenta oggi più resiliente agli shock energetici grazie a una strategia basata su rinnovabili, e in realtà è oltre il 60%. Riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e sviluppo dell'elettrificazione. Attualmente in Spagna il costo del megawattora è di 14 euro contro gli oltre 100 di Italia, Francia e Germania. La Spagna nel frattempo ha indicato con un decreto del 20 marzo 26 rinnovabili a consenso sociale, quindi favorendo e spingendo in questa direzione, edifici e riscaldamento che devono avere efficienza, mobilità elettrica, autoconsumo e comunità energetiche, stoccaggio e flessibilità. Ecco, vedete tutto quello che si dovrebbe fare e che non si fa in Italia. Per concludere, dobbiamo dire no alle combustioni di qualunque tipo, quindi no alle fonti fossili, no al nucleare, no alle logiche di produzione accentrata. Dobbiamo dire sì a riduzione dei consumi, efficienza e risparmio, fonti rinnovabili e sostenibili, produzione decentrata. Questo non solo per difendere l'ambiente e la salute, ma per non dipendere dai mercati finanziari e speculativi che in questo momento sono condizionati dalle logiche di guerra. Grazie.